Ed ora parliamo di lavoro e per una volta di aziende che invece di chiudere vanno avanti, crescono e anzi vorrebbero fornire naturalmente con tutte le possibilità del caso anche nuovi posti di lavoro e la provincia è al loro fianco. È da un annetto e mezzo che sto girando la provincia e grazie anche con l'aiuto dei sindacati sto andando a trovare aziende sane, aziende che vogliono crescere, che è giusto che vengano valorizzati per quello che sono, cioè una bella realtà e sono queste aziende piccole come questa, come la Serenissima Montaggi, un'azienda di 15 dipendenti ma che dà lavoro a tantissimi altri esterni e questo è il vero motore del nostro territorio. Per una volta dunque non si parla di aziende che chiudono, ma di aziende che stanno sopravvivendo e vogliono continuare a farlo come in questo caso a Scorzè, una ditta avviata come impresa di costruzione e carpenteria metallica che in pochi anni è diventata un'importante realtà produttiva. Sono realtà produttive estremamente importanti perché danno lavoro a tanta gente, nel senso che sono piccole realtà ma sommate tra loro costituiscono il vero tessuto connettivo e produttivo del paese. E sono realtà tante volte non prese in considerazione dai grandi interessi, dalla grande politica. Noi abbiamo bisogno dall'ente pubblico innanzitutto la possibilità di ubicare, diciamo, la nostra realtà con degli spazi maggiori, visto le dimensioni sempre più grandi che si presentano come proposte di lavoro e far sì che anche introdurre anche nuove maestranze, nuove persone, insomma.